Che caldo che fa, e a sbuffare oggi sono soprattutto i castellani. Castelfranco è infatti la città più rovente del Veneto, con una massima che nel pomeriggio ha raggiunto quota 37 gradi. In città come questa l'effetto isola di calore prodotto da asfalto e cemento, unito all'alto tasso di umidità, sta rendendo il clima insopportabile. Ma anche nel resto della Marca l'afa non dà tregua ai trevigiani. 35 gradi a Volpago del Montello e a Gaiarine, 34 a Treviso, Conegliano e Ponte di Piave. Eccolo infatti il greto del fiume Sacro alla Patria, affollato di famiglie in cerca di refrigerio. Sotto la canicola tutti in costume e dentro in acqua, con le bibite fresche a portata di mano. Chi non è ancora andato in vacanza, o magari non partirà proprio, si accontenta di trovare così un po' di sollievo. Quanti invece si sono messi in viaggio hanno dovuto patire pure la calura, oltre che le code, ad esempio in A27, oltre Vittorio Veneto verso la montagna. Dovevamo andare a Pieve di Cadore a fare un weekend A suonare al Caffè Tiziano, solo che non ci arriviamo in questo modo. Andiamo a Cortina, se ci arriviamo. Abbiamo fatto 2 chilometri di coda adesso e ci riposiamo un po'. La primavera ondata di calore di quest'estate si attenuerà solo all'inizio della prossima settimana. Raggiungerà l'apice proprio nel fine settimana, ma potrà durare ancora per la buona parte di lunedì, poi tra lunedì sera e martedì ci sarà un'attenuazione del caldo con un ricambio della massa d'aria.